forse verso dicembre del 67, mi ha chiamato il direttore di allora di San Giovanni delle Miere di Sardegna, l'ingegner Stefani, che abbiamo bisogno di qualcuno su Zurfur, perché a Zurfur abbiamo dei lavori importanti. Erano quei tempi quando si è cominciato a fare il traversobanco a livello 80, era quasi finito, e dice qui abbiamo bisogno di qualcuno che si occupi di vedere cosa fare col nuovo traversobanco, come cominciare questa nuova fase di lavori. Sono arrivato e avevo molti problemi perché c'era la miniera, era piccola, era abbastanza complessa e c'era poca gente. Però come tecnico io praticamente, quando il signor Moore era l'unico, era molto da fare, soprattutto che lì c'era quel traversobanco, non era finito del tutto, si doveva organizzare, si doveva preparare il traversobanco per l'estrazione, quindi c'erano a quei tempi lì la sonda era fatto con delle attrezzature su binario. Si era tolto il binario, si dovevano preparare quello lì per fare il transito con un piccolo camioncino, per spiare il materiale che veniva da su. E non era finito il fornello di collegamento fra il livello 80 e il livello 1250 e poi bisognava fare in fretta perché rimaneva poca fluorina al di sopra del 1188, si chiama la Galleria Pietro, e così sempre quando lo maglio mi dice quando sarà pianta ingegnere, quando sarà pronto, perché non c'è più molta fluorina di su, quindi dobbiamo cominciare il più presto da giù. Facciamo quello che si poteva, però c'erano parecchi lavori da fare. E poi a questo momento abbiamo avuto una grande disgrazia, è che lì dietro del miniere, qui a 200-300 metri di qua c'è una piccola diga dove si buttavano i rifiuti di laveria, e quello di colpo ha ceduto. Mi ricordo che qualcuno mi dice ingegnere, c'è la diga che sta cedendo, e quando sono arrivato c'era infatti una spaccatura già e ne veniva un poco di materiale. Erano tutti intorno, di vari peperoni. Io ho cominciato anche a chiamare con telefono a sinistra, a destra per vedere cosa facciamo. Erano tutto un poco diciamo, non abbiamo perso del tutto dalla testa, però veramente un evento grave, molto grave, non si sapeva cosa fare. Il problema maggiore per la miniera non era quello, il problema maggiore era il problema delle riserve, perché quando siamo arrivati giù, infatti al traversabanco abbiamo incontrato sa che il traversabanco entra nello scisto e poi finalmente attraversa dopo 700-800 metri, arriva ai calcari, e lì i calcari effettivamente, come sapevano, erano dei calcari con delle rocce metamorfiche, le rocce verdi, con un poco di sulfuro, un poco di fluorina, però la massa di fluorina che c'era su non c'era più giù. Ha sparito la massa di fluorina, quello lì era il molto peggiore. E la fluorina di su ce n'erano ancora forse 6-7 mesi di lavoro, si doveva assolutamente fare qualcosa. Abbiamo cominciato a fare i primi sottolivelli, però anche lì, subito dopo sotto il livello 125 o 128, la importanza della fluorina massiva ha molto decresciuto.